Hanno aggiornato l'app della GoPro per Android e non va più adesso. Porca miseria, sono bestemmie nel Play Store, c'è il disastro di tutto. Peccato perché con quella vedevo dove inquadrava, potevo avviarla, potevo fare tante cose. Vabbè, dai, aspettiamo il prossimo aggiornamento. Comunque, Vara, Germano601, ti ringrazio veramente di cuore per avermi detto la tariffa della Smart. Ho sentito il mio amico che ha un negozio di 3 store, adesso prima del 15 vado a farla. Eccezionale, è tutto vero, 15 euro al mese, 1 giga al giorno, va benissimo, ti prende dal conto bancario, perfetto. In teoria fra qualche mese, mi diceva, molto probabilmente se vai all'estero puoi usufruire anche lo stesso di quella tariffa anche all'estero, quindi allora io adesso fino al 15 ho ancora quella della Vodafone che è stata un'inculata pazzesca, in più va stralentissima, ma lo fanno apposta perché un'altra scheda Vodafone nello stesso dispositivo va a bomba. Metti questa configurata col suo APN e tutto quanto, va da schifo e sono un po' stronzetti. E vabbè, a parte questo, aspetto un attimo che mi scada, 2-3 giorni prima vado a fare su quella della 3. No, guarda, è eccezionale, cioè 1 giga al giorno in 4G e un Surface che ti dura 9 ore di batteria, cioè, ciao ragazzi, è tutto molto bello. No. Bolletta dell'acqua pagata, altri soldi buttati via, ma non vedo l'ora di partire. Oh, ma anche da te piove da tutti sti giorni? No, perché è passato un signore con la barca che prendeva su gli animali. Comunque si sappia, a titolo informativo, se dovesse servirti, se dovesse servire a qualcuno, che quando tu richiedi la disoccupazione te la devi aspettare una cosa tipo 3 mesi, cioè per me non c'è nessun problema, voglio dire, sto in camper, non ho affitti, non ho finanziamenti, non ho mutui, non ho niente per scelta mia, e quindi non è un grosso problema. Però cioè, mi chiedo, una persona che magari ha famiglia, ha il mutuo, ha i casini vari, cioè è fottuto, cioè, è roba da matti, roba da matti. Anche perché adesso facciamo un attimo un ragionamento insieme. Se tu finisci il tuo contratto di lavoro con un'azienda, dici ok, chiedo la disoccupazione, non è il giorno stesso ma è il giorno successivo che puoi chiederla, intanto ovviamente vado a trovarmi lavoro. Nel frattempo che tu vai a trovarti lavoro dovresti incassare questi soldi della disoccupazione, ma se questi soldi ti arrivano dopo 3 mesi e mezzo, a sentire anche altre persone che li stanno ancora aspettando da ottobre, cosa succede? Tu ti trovi il lavoro nel frattempo e loro, tac, non ti pagano un cazzo. Cioè, hai capito il giochetto? Non è burocrazia, è una burocrazia forzata. Ma io non ho dubbi a riguardo. Cioè, ti aspettano quei 3 mesi, 4, quel che è, tanto dicono la maggior parte delle persone si trova lavoro, quando trovi lavoro ovviamente non hai più diritto alla disoccupazione, te la chiudono, tu non hai incassato niente e via. Dicono che poi ti pagano anche gli arretrati, figurati. Boh. Comunque, quando arriverà ho già visto un sacco di puttanate per la GoPro, tutti gli attacchi, l'attacco da bici, il disastro, la mascherina. C'è un kit, costa una monata, tipo 20 euro, 25, che c'hai 39 accessorini, quindi anche dopo tanti altri attacchi con gli adesivi, che così me lo sistemo nel camper. E soprattutto la mascherina, tipo per fare questi video qua che sto facendo adesso, la mascherina non subacquea, perché quella subacquea già non registra niente la GoPro di suo come audio, la subacquea ti tappa anche il microfono, no? Hai capito? Però con la mascherina aperta me la metto in giro nei vari attacchi qua nel camper e posso fare quei 4 discorsi che ti annoiano ogni tanto, no? Hai capito? E che altro c'era? Beh sì, le batterie anche, sempre intanto le cosine da pochi soldi, no? Da prendersi. Le batterie ci sono kit tipo 20 euro, 4 batterie tarocche, per carità, vabbè, però intanto sono 4 e hanno anche il caricatore, cioè te ne carica 4 contemporaneamente, fantastico, anche se ti durano poco niente, vabbè, c'hai 4 batterie più 2 che già ho, secondo me un po' vissute, non durano molto, no, meno di un'ora di utilizzo.
E poi sì, anche da prendere, ho visto lo stabilizzatore, quello wearable, indossabile, no? Viene sui 180 euro circa, e quello è eccezionale perché ha l'attacco universale GoPro, che posso attaccarlo nella pettorina, nel bastone, negli attacchi del camper, in quello della bici, fantastico, micidiale. E il microfono anche quello sui 180 o un pochino meno, però merita, cioè l'audio sarà perfetto, avrà la clippetta da mettere qui, è anche impermeabile, anche la custodia impermeabile e senza fili, fantastico, veramente fantastico, quello non vedo l'ora che arrivi, anche perché non è che devo urlare ogni volta, magari anche che sono in giro devo alzare la voce perché la GoPro senta, mamma mia anche loro. Sì, sto parlando male di voi signori che avete fatto la GoPro, sì. E ecco sì, e anche la carta, la famosa carta, faccio vedere. Vedi questa che diciamo generalmente è presa anche bene, beh oddio, gli sportelli qua vedi sono da cambiare perché questi rialzamenti si fanno o perché chi l'ha attaccata veramente male, oppure anche per le alte temperature. Vedi tipo anche qua, che qua siamo sopra la stufa, o beh, la porta del bagno, questa adesso c'è anche scuro, quella è disastrata. Allora volevo questa carta qui, che io ho già il campione, ho trovato un negozio che ce l'ha, però secondo me, non avevo portato via il campione, non ha il colore mio è un altro tipo di legno più scuro, quindi casomai se possibile me la ordinano, se no da vedere da altre parti, insomma con calma, non posso rovinare il pandan del camper, quindi con molta calma devo trovare veramente quella, vedi, lo stesso identico colore, anche perché poi qua vedi chiaro, qua il marroncino scuro e qua un altro colore ancora, no dai. Poi c'è anche un'altra cosa che sempre più camperisti fanno, ormai ce l'hanno quasi tutti, il pavimento, ti faccio vedere, io ho sta schifezza qua, no? Questo color schifo, color marmo, mamma mia, e si chiama Inoleum, no? E lo vendono, non costa tanto, credo con 70-80 euro ti rifai tutto il camper, è una gomma impermeabile che vai molto bene a lavare, a camminare tutto quanto, lo vendono color parquet. E sarà una grande impresa buttarlo giù, più che altro tagliarlo, no? Fra tutti i bordi, perché guarda, io dopo qua, tipo adesso è scuro ma credo che vedi perché ho alzato un pelino la luminosità, ecco qua mi manca da incollare, qua c'è l'angolo, poi qua c'è una curva, qua vabbè c'è sta schifezza qua che avevano fatto che dovrò sistemare, perché guarda, non l'ho mai capita, questo lo alzi e poi c'è questo, e che cazzo serve sta roba? Cioè capisci, guarda. Ah no, ecco, forse questo così. Ah, una prolung. Che cagata. Vabbè, là da togliere e mettere un pannello unico, insomma, che così se no faccio 50.000 giri. E aspetterò l'estate, dai, per fare il lavoro del pavimento, perché insomma adesso d'inverno no. Estate, primavera, tranquillo, e si fa tutto. Poi anche una bomboletta, se lo trovo il marrone a alte temperature, che mi rifaccio la stufa. Là il portellino è una cavolata a tirarlo via, è una sciocchezza. Ah ecco, è sempre tra le piccole cose economiche intanto da prendersi avanti, gli specchi. Non so dove trovarli, non so veramente dove trovarli, forse all'Ikea, che no, voglio andare all'Ikea, mamma mia. O da qualcuno che fa specchi me li faccio fare di misura, perché occhio, so quello lì che è fatto a pezzettoni, attaccato malissimo, ti faccio vedere, vedi qua c'è disegnato, che cacchio è, un uovo con gli atomi che esplodono, oppure un tentativo di sole, e sono tutti diversi, quindi io direi, ecco guarda, si toglie già con niente, guarda, non continuo neanche, sta là, e il vetro è uno specchio leggero, molto leggero, anzi ti dirò di più. Questo è uno specchio, adesso che vedo, questo è un pezzo di plastica con sopra un adesivo color specchio, difatti specchia male e qua specchia bene, ok, quindi io prendo uno specchio unico, guarda tutto sporco, è rovinato, via tutta sta roba e ne faccio un pezzo unico con le stesse dimensioni. Poi c'era anche dentro, ma no, qua metto la carta, lascio così.
È un altro specchio, ah sì, il bagno, ma mi pare che te li avevo fatti vedere, no? Tac! È il bagno che qua ho tolto, che sto rifacendo tutto, anche il lavandino sai che va rifatto. E vedi, quelli al posto di 6 ne metterei uno unico. Questo è buono, questo, ma forse è buono anche questo, sai, sì, senza rompersi tanto i coglioni. Serve solo questa da cambiare. Quindi io mi invento qualcosa, oppure no, tolgo queste due, esatto, lascio solo la parte alta e qua ci metto carta, sì. Oh, fortuna che mangio vegetariano, quasi vegano, perché bombardare in un bagno da 1,5 metri per 1 metro. Vabbè. Vero cane, ti ho battuto. Non sai più cosa fare, vero Gioia? Lo so, tutto il giorno qua dentro. E cosa facciamo con la pioggia? Cosa facciamo? Siamo andati stamattina a fare il giretto, ma dopo e più. Porta pazienza. Hai portato pazienza, Amy? Ah, dimenticavo, mi dispiace fare sto video di sera perché andava fatto, vedi, è tutto scuro, andava fatto di giorno, perché devo farti capire, guarda. Anche qua, sta roba qua, cioè ci vuole niente, prendi un bel pannello arrotondato invece di sta robetta compensato con la gomma graffettata dentro, metti un bel pannellino di legno arrotondato tipo questo e io dopo con calma qua mi faccio la mini libreria. È che ci sto ancora pensando, perché sai, anche quando ti togli le scarpe eccetera, vedi, questo è uno spazio abbastanza sacro dove io mi metto, mi cambio i vestiti, hai capito, mi vesto, cioè lì ti dà proprio quell'idea di spazio, no? Perché è strutturato molto bene sto camper, io non vorrei che mettendo la piccola libreria là dessi quell'effetto claustrofobico, no? Che è meglio evitare. Piuttosto la libreria me la metto qua sopra, scusa perché te l'avevo già raccontato in qualche video vecchio, vedi qua sopra la libreria che finisce più o meno qua e lì ci si starebbe, sì. Poi ho visto in alcuni siti che fanno anche delle simpatiche mensolette molto semplici. Qua, vedi, c'è i piedi del coso, come si chiama, del sedile della dinette e ci infili dentro le cose, no? Che possono essere riviste, libri, nel mio caso anche le casse, gli hard disk, ecco, vedi, quella è una cosa che posso fare, sì. Che tanto non sono una persona sociale, però ripeto, nel camper io ci vivo, non è che posso rinunciare a tante cose per far stare 4 persone dentro a mangiare, capisci? Quindi questo è la cuccia del mio amico cane, riservata al mio amico cane, tutti quanti i posti, però nei piedi giustamente c'è il computer lì e poi ci si mette sopra qua, come ho detto, quel portalibri, no? Anche perché chi ha un camper le capisce ste robe, avere degli spazi, dei supporti per gli accessori che ti porti dietro è una gran cosa, ti fa viaggiare sempre tranquillo, non senti tutti quei rumori, la roba che si sposta quando fai curve, frenate, accelerate, prendi i dossi, è una gran cosa. A me servirebbe per le casse audio, e il resto ho detto lo farò tutto sotto la scrivania, no? Come ti avevo anticipato, sotto la scrivania ci saranno tipo dei mini cassettini, mensolette, dove lì quando ho finito di usare metto la tastiera e tutte quelle cose lì. Dopo io qua avevo pensato, guarda, ho preso questi cazzi qua, no? Che questo c'entra alla perfezione e questi me li attacco qua sopra, no? Però non li attacco subito perché non mi piace tanto vedere attaccato male, non è preso bene quell'adesivo di carta color legno. Allora aspetto di prendere quello nuovo e così tolgo quello, gli metto su quello nuovo con le misure prese bene, steso bene, e dopodiché ci attacco questi qua. 1, 2, 3. L'unico problema è che di questi ne ho solo 2, bisogna ritrovarli uguali perché ci stavano bene tutti e 3, no? Guarda, veniva carino.
Invece mi attacco qua al portaguanti, vedi? Qua uno, poi un altro lo metto qui e un altro lo metto qui, così posso mettere sia i guanti di là o di qua come voglio e mi gestisco, attacco altre robe, vedo in base a come mi gira. Infatti ecco, pettorina GoPro dietro, guanto 1, guanto 2 e là me ne avanza un altro, metterò qualcos'altro. Eccola, così tu non ti sfili più. Oh guarda, biadesivo ovunque, cavolo. Biadesivo a strappo. Qua i padroni vecchi usavano biadesivo a strappo ovunque. Ti ricordi il cesso come l'ha preso? Mamma mia. Io sono più per le cose solide, a me biadesivi, nastri a strappo proprio sono allergico, io sono più per viti bulloni, a ganzi e a click. No. Allora, guarda qua. Io adesso ho questo ciappino qua, serve per tirar su l'oscurante che non ha il blocco e quindi torna giù, no? Però non mi sta fermo lì, vedi? Cioè vai in corsa, dopo lui ricade e vabbè. Allora noi possiamo fare che ci mettiamo questo bellissimo gancetto e glielo mettiamo lì, così dopo basta alzarlo e riagganciarlo ogni volta che mi serve, sarebbe ideale. Troppe genialate, dopo mi consumo il cervello, devo stare attento, devo far meno genialate, meno. Sai che dicevo, io sono quello che odia gli adesivi, no? Guarda qua cosa sto facendo. Però vabbè, deve tenere poco peso, quindi ci sta, cioè non deve proprio tenere peso. Va più che bene per questo tipo di lavoro. Poi, come diceva il vecchio, tutto è relativo, no? Vediamo, io ti attacco qua, fammi sentire che sei abbastanza tirato qui. Perfetto, eccolo là. Genius, guarda, eccolo là, vedi? Fai così e lo usi. Hai finito di usarlo, lo prendi e lo riattacchi qua. Eccolo là. Bene, dai, le monate le ho dette anche oggi, qualche lavoretto, qualche piccola miglioria l'ho fatta anche oggi, quindi insomma dai, se si continua così il camper sarà iper tecnologico, iper organizzato e tu pieno di stronzate che sparo io.